per la retrocessione io tifo Lecce. Ebbene sì, voglio, io onestamente stavo ragionando su cosa parlare in questo video, insomma, oggi, per cercare anche di rivedere un pochino, a pubblicare qualcosa, insomma, a parlare un pochino con voi. E onestamente manca una giornata al termine della Serie A e l'unica cosa di cui mi viene da parlare è della lotta per non retrocedere. Sì, ci sono tanti altri temi, sì, c'è ancora la corsa Champions che è apertissima, c'è anche la situazione naturalmente Juventus che tiene banco, insomma, su cui magari parleremo nei prossimi giorni, anzi fatemi sapere se volete sapere un pochino che cosa ne penso di questo crollo che sta avendo, insomma, la Juventus di Spalletti, abbastanza inaspettato dal mio punto di vista. Ma la cosa che ritengo più interessante è la lotta per non retrocedere tra Cremonese e Lecce. E vi dicevo, io tifo Lecce, ma tifo Lecce non nel senso che voglio che Lecce retroceda, tifo Lecce nel senso che voglio che Lecce si salvi per una serie di motivi. Veramente per una serie forse infinita di motivi che non potrò stare qui a spiegarveli tutti naturalmente. Iniziando da quello che è successo in questa giornata, sostanzialmente che è appena passata, in cui la Cremonese passa a Udine 1-0, abbastanza. Non voglio dire che sono stupito dalla cosa, però insomma l'Udinese non è una squadra che così scarsa da non fare un tiro prima dell'80° minuto, e non è una squadra da farsi insomma attaccare tutta la partita in casa così facilmente, soprattutto una squadra come la Cremonese che sì ha comunque diversi giocatori interessanti, ma diciamo la parabola discendente che ha visto soprattutto nella seconda parte di stagione, insomma, non ti fa immaginare una squadra che attacca per tutta la partita. È vero che si deve salvare, ma è stata una vittoria abbastanza, mettiamola così, abbastanza particolare della Cremonese a Udine, che fa pensare un po' di cose, ragazzi. Fa avere comunque una serie di retropensieri che magari non è giusto avere, ma sicuramente il fatto che la Cremonese, se si salvi, abbia l'obbligo di riscatto di Pacero, qualche pensiero insomma lo fa arrivare, lo fa venire. Però al di là di questo non è tanto nemmeno questo, che comunque secondo me era il caso comunque di dirla questa cosa, perché comunque insomma è una cosa che magari non ha fondamenti, che però porta a pensare. La cosa in realtà che mi ha dato fastidio l'Udinese è appunto il non giocare, ed non è una cosa comunque a prescindere bella, perché è vero che siamo alla fine del campionato, è vero che l'Udinese non ha assolutamente più nulla da chiedere al campionato naturalmente, ma mi sembra veramente assurdo che si debba approcciare in questo modo una partita contro una squadra che comunque si sta giocando qualcosa, e quindi praticamente mancando di rispetto sostanzialmente all'avversaria della Cremonese, a Lecce, che era in campo a Sassuolo, che pure si sta giocando la vita e se la stava giocando contro un Sassuolo naturalmente molto più vivo e che ha dato filo da torcere a Lecce. Quindi secondo me innanzitutto l'Udinese ha mancato in questo caso di rispetto al Lecce e al calcio e alla Serie A in generale, ma soprattutto al calcio, perché approcciare così verso fine campionato queste partite, approcciarle in questo modo e perderle, magari lasciamo perdere la questione di Pacero, ma perderle semplicemente perché tu non hai più nulla da chiedere e quindi scendi in campo svogliato, insomma non te ne frega, o qualsiasi altra cosa vogliate, insomma non mi sembra proprio una cosa carina sostanzialmente, né appunto per una questione di rispetto per gli avversari, né una questione di rispetto nei confronti dei tifosi che magari sono venuti a guardare la partita e a pagare un biglietto, e, e né per lo spettacolo in generale sostanzialmente, perché poi ci lamentiamo sempre che la Serie A è poco spettacolare, ma se noi, o comunque poco interessante, ma se noi approcciamo le partite in questo modo, e adesso stiamo parlando di squadre di medio-bassa classifica, non stiamo parlando nemmeno delle grandi tendenzialmente. E questa è una delle motivazioni. La seconda motivazione, un'altra motivazione, è che secondo me il Lecce merita di salvarsi per tanti motivi. Merita di salvarsi perché è un allenatore che dal mio punto di vista è stato tremendamente sfortunato dopo la sua esperienza a Roma. Io ogni volta che ne ho la possibilità lo dico sempre, magari mi sbaglio, magari non capisco sicuramente un cazzo di calcio, avrete sicuramente ragione voi su questa cosa. Per me è stato un allenatore che ha fatto sicuramente tanti sbagli, ma sicuramente è stato anche molto molto sfortunato nella sua carriera,
ripeto, soprattutto dopo l'esperienza a Roma, perché per esempio la retrocessione col Frosinone fu traumatica, veramente traumatica, insomma una retrocessione che tendenzialmente non meritava, ma ebbe un crollo finale allucinante, ed è un allenatore che tutto sommato, nonostante la qualità dei giocatori che ha a disposizione, che spesso negli ultimi anni è stata molto scarsa, onestamente parlando, è un allenatore che poi ha sempre fatto giocare bene le sue squadre, cioè ha sempre avuto un'idea di gioco abbastanza specifica ed è riuscito comunque sempre a far rendere determinati giocatori in un certo modo, nonostante poi magari non abbia raccolto quello che meritasse sostanzialmente, come è successo nelle precedenti esperienze, naturalmente a 2 retrocessioni consecutive. E la terza, insomma, mi dispiacerebbe davvero tanto, perché ripeto, non la merita, soprattutto anche alla luce della stagione che sta facendo con Lecce, perché ha avuto una stagione complicata da affrontare, con un parco giocatori, ragazzi, veramente, che definire all'altezza della Serie A ci vuole coraggio. Mi rendo conto che ci vuole veramente coraggio, perché comunque giocare in attacco con Stulic, Camarda poteva dare molto di più, per stare infortunato. Poi ha avuto Cedira, che fino a qualche giorno fa non aveva nemmeno ancora segnato. Insomma, centrocampo discutibile, l'unico decente forse è Ramadani. Difesa hanno scoperto Thiago Gabriel. Insomma, Pantaleo Corvino ci ha sempre abituato a delle scoperte clamorose, ma comunque al di là, insomma, di questi nomi e del portiere, insomma, che sta lì da una vita, il parco giocatori del Lecce chiaramente non è clamoroso, sostanzialmente non è superiore a quello della Cremonese, per intenderci, ma è a livello delle altre 2 già retrocesse in Serie A. Però nonostante questo Di Francesco è riuscito a dare una determinata identità di gioco alla squadra, delle idee, insomma, delle trame di gioco interessanti, e quindi comunque a prescindere dal mio punto di vista non merita di retrocedere. E oltre questo, un'altra cosa che ci tenevo a dire è che da buon napoletano, come potete vedere, sostanzialmente, più che altro da uomo del sud, perché poi parliamo di questo, no? Perché io non sono assolutamente uno di quelli che si ammazza con gli altri, perché no, è meglio la mia squadra, è meglio quell'altra, gli altri devono tutti morire. Assolutamente non sono così, anzi, io spero che si salvi Lecce anche per questo motivo, perché al momento, oltre il Napoli, è l'unica altra squadra del sud in Serie A. E dalla Serie B sono saliti appunto Frosinone e Venezia. Adesso abbiamo una Juve Stabia che sta provando, insomma, ad arrivare in finale dei playoff, ma sarà complicato perché comunque 2-2 al Monza diventa difficile provare ad arrivare in finale, perché bisogna giocare adesso a Monza. Poi c'è il Catanzaro che ha incredibilmente battuto il Palermo, quindi diciamo che forse c'è la possibilità di avere una terza squadra del sud in Serie A, ma bisogna vedere. Quindi il concetto semplicemente è che spero che Lecce rimanga in Serie A anche per questo motivo, perché comunque io spero, prego, insomma, che le squadre del sud riescano, insomma, ad avvicinarsi un po' più al calcio che conta, invece di restare relegate sempre nelle serie minori, perché magari ci sono delle formazioni che forse meriterebbero dei palcoscenici migliori. Una su tutte, per esempio, anche il Palermo, che purtroppo per loro sostanzialmente, non tanto per il Catanzaro, purtroppo, insomma, è capitolato pesantemente a Catanzaro 3-0, quindi sarà complicato ribaltare la situazione al Barbera probabilmente. Insomma, io vi ripeto, manca una giornata alla fine, è tutto nelle mani del Lecce, è tutto nelle mani di Eusebio Di Francesco, naturalmente, e io tiferò per loro, tiferò per il Lecce, nonostante la Cremonese abbia un attaccante, un giocatore che mi fa impazzire, che è Jamie Vardy, no? Che ci ha fatto vivere dei momenti di calcio spaventosi quando era all'Leicester. Io amo Jamie Vardy, lo amo per una serie infinita di motivi anche lui, però per quanto possa amarlo, per quanto mi possa far piacere vederlo felice, tra virgolette, vedergli fare per così dire la storia o delle magie ancora, nonostante l'età, io continuerò naturalmente a tifare Lecce anche nella prossima giornata, nell'ultima di campionato, sperando davvero che Eusebio Di Francesco questa volta riesca a salvarsi e a salvare il Lecce e a lasciarlo in Serie A per un altro anno.